Replica di spaccate a Mestre, i carabinieri arrestano un 36enne e una 41enne livornesi ritenuti responsabili di 14 colpi, di cui 12 spaccate, ma i raid non si fermano, nuovi assalti a Venezia. I migliaia hanno fatto sentire la loro voce al corteo "Riprendiamoci la città" per chiedere maggiore sicurezza al comune. Replica: condividiamo e noi ci siamo. Tra poco più di un mese scatterà la tassa d'imbarco all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Save si rivolge al TAR contro comune e governo. A breve sarà pubblicato il bando che assegnerà 250 posti auto riservati a residenti veneziani al garage comunale di Piazzale Roma, ma l'amministrazione sta lavorando anche per nuovi parcheggi. In questi 2 anni di inflazione record i conti correnti delle famiglie venete subiranno una sforbiciata da 15 miliardi di euro, lo dicono i numeri della CGA di Mestre. A causa delle previsioni di forte vento per la giornata di domani, la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati del Carnevale Iesolano è stata rinviata al 12 marzo. Grazie alla donazione di un assegno da 25.000 euro dalle Pink Lioness in Venice, l'ospedale San Giovanni e Paolo potrà dotarsi di uno strumento che migliorerà il percorso di cura delle donne colpite da tumore al seno. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia. La cronaca in primo piano, perché all'indomani della manifestazione a Mestre per chiedere maggiore sicurezza, la notizia dell'arresto di una coppia di ladri, 36 anni lui, 41 lei, che disintegravano le vetrate con un'auto e poi facevano razzia. I carabinieri di Mestre hanno arrestato una coppia di livornesi, uomo e donna, perché sarebbero responsabili di almeno 14 furti, di cui 12 spaccate a danno di esercizi commerciali, messi a segno tra gennaio e febbraio in diversi comuni, soprattutto Mestre, Marcon, Martellago e Quarto d'Altino. Una notizia accolta con soddisfazione da parte di chi ha subito colpi alla propria attività e per cui il comune ha anche messo a disposizione un contributo economico. È importante che ci sia un insieme di forze che aiutino a risolvere questo problema, non solo il carabiniere, non solo il commerciante che ha voglia di mettersi in gioco e di darsi da fare, ma anche le istituzioni, quindi nuove leggi, arresti immediati e poi speriamo bene che si plachi questa ondata di spaccate che è successa a Mestre, Corso del Popolo, via Cappuccina e via Piave. Speriamo bene. Il ladro della coppia è stato portato nel carcere di Livorno, mentre per la donna gli arresti domiciliari nel comune di residenza con divieto di uscire dalle 19 alle 7. I due utilizzavano lo stesso modus operandi, si impossessavano di un'auto con cui poi spaccavano le vetrine dei negozi, entravano e rubavano ciò che potevano. L'indagine è iniziata da un inseguimento dei carabinieri che erano sulle tracce dell'automedica della Croce Rossa rubata a Mestre, con cui i 2 livornesi avrebbero tentato di abbattere la vetrina di un panificio di Marcon, conclusosi poi a Mogliano, quando i 2 avrebbero abbandonato il veicolo fuggendo a piedi. Proprio il rinvenimento di quell'auto ha permesso ai militari dell'Arma di fare i rilievi che hanno consentito di inchiodare la coppia. Allarme e criminalità non solo a Mestre. Nelle ultime settimane le spaccate si susseguono anche a Venezia e da tempo è segnalata una fiorente attività di spaccio tra Calli e Campielli. Come si diceva una volta, se Atene piange, Sparta non ride. Le spaccate e lo spaccio non sono solo a Mestre. Da diverso tempo Venezia ha perso quello status di isola felice conquistato e mantenuto per un paio di decenni a cavallo dei 2 secoli. In meno di 2 settimane, viceversa, nel triangolo tra San Tommaso, San Polo e San Giacomo dell'Orio, tra pubblici esercizi e negozi si sono contate altre 3 spaccate. Margo Borghi è presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano. Anche a Venezia, nella città storica, si stanno verificando episodi di questo genere, spaccate nei confronti di bar, di esercizi, che testimoniano un segnale molto preoccupante dello stato di salute e della sicurezza della nostra città.
Le ultime 3 attività derubate, 2 ristoranti ed un negozio di tessuti, si sommano a colpi recentemente messi a segno tra gli altri ad una libreria ed un negozio di moda. Colpi che a volte appaiono per modalità di esecuzione opera di professionisti. La svendita al turismo di massa e il conseguente drammatico spopolamento degli ultimi decenni sembrava se non altro essersi portato via da Venezia violenza e criminalità. Viceversa ne appare oggi come una concausa. Si consumano episodi di violenza diffusa, alcuni molto gravi come un accoltellamento poco tempo fa a Rialto, e sono un altro elemento appunto di una città che probabilmente necessita non solo di controlli delle forze dell'ordine ma anche di una politica della sicurezza che ha altre radici. Si rilevava qualche tempo fa, c'erano state anche delle risse tra spacciatori, come fosse tornato lo spaccio tra le calli e le fondamenta. Beh, certo, perché se in questo luogo nel fine settimana moltissimi giovani dalla terraferma vengono giustamente, anche legittimamente, a trovare un momento di divertimento, è chiaro che aumentando così i potenziali utenti aumentano anche gli spacciatori, e questo poi crea anche dei problemi di ordine pubblico tra risse, tra gang, tra bande rivali che si contendono nel mercato dello spaccio. E torniamo a Mestre, alla grande manifestazione che ieri sera ha portato a scendere in strada con un lungo corteo oltre 5.000 persone per dire basta al degrado. Vediamo. Questa manifestazione sotto il segno di Riprendiamoci della città, che ha visto tante associazioni, realtà, cittadini mettersi insieme per chiedere che su questa città si facciano degli investimenti. Anni che sentiamo repressione, di fatto quello non è sufficiente se da parte dell'amministrazione non vengono messe in campo azioni che siano i servizi, che siano gli operatori e che sia una tutela della città. Anche per i bambini siamo preoccupati, non possono neanche alle 3 del pomeriggio uscire da casa da soli o andare a scuola suo fratello che va alle medie, noi siamo preoccupati. Non si può sicuramente andare avanti così, speriamo che ne prendano atto. Il problema qua della zona di Via Dante e della stazione è davvero terribile, insomma. Sono anni che se ne parla e in realtà non è mai stato fatto nulla di concreto. Il problema della droga, non solo, della violenza, poi dell'inciviltà in generale. I cittadini sono stanchi di questa situazione a Mestre, che è drammatica, no? Sappiamo che è la prima città in Italia per spaccio di eroina, e riprendiamoci Mestre, Venezia, ma anche riprendiamoci il welfare, perché se c'è lo spaccio è perché c'è gente che ha bisogno dell'eroina. Sì, ma allora spiego un attimo. Speriamo che serva, perché effettivamente il messaggio che arriva è che la gente è stufa. E a partire dal sindaco Brugnaro, che si è fatto sentire con un post sui social l'indomani della manifestazione appunto che avete appena visto, l'amministrazione comunale si è fatta sentire e comprende le motivazioni dei cittadini. Sentiamo la dichiarazione dell'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce. La manifestazione di ieri è sicuramente un segnale di disagio e condividiamo i motivi che hanno portato in piazza i cittadini. L'amministrazione comunale c'è e sta lavorando per dare delle risposte concrete. È di oggi la notizia dell'arresto della coppia responsabile di 12 spaccate. È già attivo il bando dei contributi per chi ha subito danni da queste spaccate, e non dimentichiamo il lavoro interforze fatto in questi mesi che ha portato a 32 espulsioni. Ci confronteremo nei tavoli istituzionali per poter dare una risposta forte e concreta alla cittadinanza.
Da sabato 1° aprile a Venezia scatterà la tassa d'imbarco, ma lo scontro è già aperto. Save, la società di gestione dello scalo, ha deciso di passare al contrattacco presentando un ricorso al TAR del Veneto contro la delibera municipale che l'ha istituita sulla base delle leggi statali. Da quanto trapela, tra gli argomenti dell'impugnazione c'è l'osservazione secondo cui Cafarsetti e Palazzo Chigi avrebbero dovuto valutare ipotesi alternative di gettito erariale, come per esempio l'aumento dell'IRPEF a carico dei residenti. Pochi giorni e sarà pubblicato il bando che assegnerà 250 posti auto riservati ai residenti veneziani al garage comunale di Piazzale Roma, ma l'amministrazione sta lavorando anche a nuovi parcheggi alla Marittima, dove dovrebbe sorgere l'ampliamento del San Marco. Sono 250 posti che vanno a bando. Fra poco carichiamo il bando ed è fatto per privilegiare in toto i residenti del centro storico di Venezia, dando più punti ovviamente all'anzianità di residenza. L'ultimo bando risale ad oltre un decennio fa e da anni si parlava dell'assegnazione di posti auto a nuovi abbonati del garage comunale di Piazzale Roma. Ora che la Giunta Comunale ha approvato la delibera e tra pochi giorni AVM pubblicherà il bando, ci saranno 30 giorni per iscriversi ad una graduatoria che poi abbinerà automaticamente un punteggio in base non solo ad anzianità di residenza a Venezia città, ma anche ad altri fattori come il numero di figli o la distanza del luogo di lavoro. Il 65% verrà assegnato alle persone fisiche, il 30% a chi ha un'attività, cioè una partita IVA, sempre in centro storico, e quindi ovviamente la difficoltà di doversi spostare in giro per il nostro Veneto, e poi c'è un 5% dedicato ovviamente in una riserva per i portatori di disabilità. Il bando del garage comunale non è però sufficiente a risolvere la richiesta di posti auto che c'è a Venezia. Per i 250 posti in ballo, infatti, si prevedono almeno 1500 richieste. Significa che il posto lo otterrà un richiedente su 6. Per gli altri 5, o almeno per la maggior parte di loro, il Comune è alla ricerca di soluzioni alternative. Abbiamo chiesto all'autorità portuale di Venezia un'area in disponibilità alla Marittima. Oggi la Marittima è chiusa perché sappiamo tutti che ormai le crociere sono state stoppate con il blocco sulla città di Venezia. C'è poi il tema delle aree adirimenti al San Marco, che è un altro tema. Il Consiglio Comunale aveva deliberato l'ampliamento del San Marco. In questo momento so che il San Marco ha stoppato questo intervento. Io presto vedrò il direttore nuovo del dottor Turrini della struttura del San Marco per capire rispetto a quella delibera della città di Venezia del 2019 quali siano le reali intenzioni anche del San Marco. In questi 2 anni di inflazione record i conti correnti veneti subiranno una sforbiciata di oltre 15 miliardi di euro, più di 7.200 euro a famiglia. È il risultato di uno studio della CGA di Mestre. Con i depositi bancari remunerati a tasso zero, per cui il loro valore reale è diminuito in misura pari all'impennata dell'inflazione, il costo per le famiglie venete sarà di oltre 7.200 euro. Nel biennio 2022-2023 i conti correnti dei veneti subiranno una sforbiciata da 15 miliardi e 100 milioni di euro. È il conto salato di un periodo contraddistinto da un'inflazione che nel nostro paese non si vedeva da decenni. Un fenomeno che, secondo i calcoli della CGA di Mestre, costerà mediamente 7.253 euro ad ogni famiglia veneta. Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi, traccia un parallelo col prelievo straordinario del 6 per 1000 sui conti correnti che fu applicato nel luglio 92 dal governo Amato per permettere alla lira di restare agganciata al sistema monetario europeo. Un importo che oggi varrebbe 5,3 miliardi di euro, niente rispetto a quanto sta accadendo oggi. Una patrimoniale 31 volte superiore al prelievo sui conti correnti introdotto nel 1992 dal governo Amato. È urgente intervenire subito. La perdita di potere d'acquisto sta impoverendo tutti, in particolar modo i ceti medio-bassi. A livello territoriale, il costo medio più salato è per le famiglie residenti a Treviso, con un prelievo medio di 7.948 euro. Padova e Verona sono poco sopra i 7.500. Venezia è penultima in Veneto, prima di Rovigo, con 6.143 euro a famiglia. Mattarella firma la legge 1000 proroghe con riserva sui balneari. La presidente della conferenza dei sindaci del litorale commenta: è una norma poco chiara, va corretta.
affidarsi alle... Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge di conversione del decreto, il cosiddetto mille proroghe, ma ha accompagnato la firma con una lettera di riserve riguardanti la norma concernente i balneari, perché sono necessarie, si legge, ulteriori iniziative di governo e Parlamento per correggere le norme che in ogni caso si presterebbero a contenziosi e probabili impugnazioni con l'Unione Europea, il Consiglio di Stato e gli enti locali. Posizione che la Presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto condivide. Questo aspetto non fa altro che testimoniare un fatto, che c'è ancora poca chiarezza, che c'è una grande preoccupazione, che in questo momento gli investimenti sono a rischio e anche la certezza del diritto. Una norma poco chiara oggi crea delle gravi incertezze, delle gravi difficoltà agli operatori ma anche agli apparati comunali che devono fare le procedure e quindi una grande preoccupazione anche per conto dei sindaci. Ovviamente il governo non ha fatto altro che, essendo appena arrivato, cercare di capire quello che non era stato fatto, ed era purtroppo molto, e di conseguenza ci si trova in questa difficoltà perché nel corso degli anni il comportamento è stato altalenante e le difficoltà sono state tante. L'Europa non ha aiutato. La richiesta è quella di arrivare alla soluzione più brevemente possibile. Dopo le recenti modifiche alla normativa sul superbonus 110% si è svolto questa mattina un incontro operativo a Venezia per approfondire la situazione dei lavori di efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale, sia quelli in corso che quelli previsti. Sono stati confermati gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione energetica di 41 condomini, in totale 341 alloggi per circa 1000 residenti localizzati nel Rione Pertini, a Marghera, in via Trieste, in via Manzini, in via Mutilati del Lavoro, in via Pasini, alla Gazzera, a Favaro e a Zelarino. Sostenuto da una coalizione civica e moderata, siamo ora alla pagina politica, Alessio Boscolo sfiderà il sindaco uscente Andrea Saccarola per guidare il comune di Martellago nei prossimi 5 anni. Oggi la presentazione della candidatura. La spinta è sostanzialmente il dovere morale e interiore che sento di fare un qualcosa per il nostro territorio, per la nostra cittadinanza. Qualcuno non è riuscito a entrare, tanto si era riempito l'Auditorium San Salvatore di Martellago per la presentazione della candidatura a sindaco di Alessio Boscolo, capace in questi anni di Consiglio Comunale di raccogliere un'ampia coalizione civica e moderata, ferma, per voltar pagina rispetto ad un sindaco e ad una giunta uscente il cui mandato viene apertamente definito fallimentare. Noi in 5 anni non siamo riusciti a sapere quale fosse la programmazione, ma faccio un esempio, delle asfaltature, della messa a posto dei marciapiedi, quindi del decoro urbano di questa amministrazione. Una continua messa a posto a spot di strade piuttosto che di mozziconi di piste ciclabili, monconi di piste ciclabili, e una mancanza totale di programmazione. Ecco, questa è una cosa che un'amministrazione lungimirante non può permettersi. 55 anni, sposato con 2 figlie, laureato in fisica, con dottorato in scienze e tecnologie spaziali, socio fondatore di un'azienda di ricerca e sviluppo di sistemi ottici per applicazioni industriali, nata come start-up del CNR, Alessio Boscolo è stato definito durante la presentazione l'uomo delle 3C, competenza, capacità e concretezza, qualità che intende mettere al servizio di Maerne, Olmo e Martellago. Io vedo 3 centri vivibili collegati da delle piste ciclopedonali in sicurezza che permettano una mobilità sostenibile e che abbiano rispetto del nostro ambiente. Questo sarebbe il più grande regalo che riusciremo a fare ai nostri cittadini. Ed ora torniamo a Jesolo, perché a causa delle previsioni di forte vento per domani il carnevale jesolano è stato rimandato a domenica 12 marzo. A causa delle previsioni di forte vento per la giornata di domani, la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati del carnevale jesolano è stata rinviata. Per la tutela della sicurezza dei carristi, ma evidentemente di tutte le persone che sarebbero venute a Jesolo, abbiamo ritenuto che non ci fossero le condizioni di sicurezza minime per tenere domani la sfilata di carnevale. In ogni caso non è annullata, ma è semplicemente rinviata a domenica 12 marzo
è già successo in passato che purtroppo le condizioni del meteo non permettessero di tenere questa grande festa, che quest'anno sarà ulteriormente momento di gioia, visto che da 4 anni manca, un po' per il Covid, un po' per vicissitudini passate, manca Jesolo, ma semplicemente è rinviata al 12 marzo. Abbiamo ritenuto che fosse prioritario garantire la sicurezza di tutte le persone. Dalle prime ore del pomeriggio le vie del Lido di Jesolo, il 12 marzo, saranno animate dalla tradizionale sfilata dei carri e dei gruppi mascherati. La parata si snoderà lungo via Bafile, da piazza Aurora a piazza Marconi, con la partecipazione di 22 carri allegorici, affiancati da 3 squadre, cui si aggiungeranno 4 gruppi autonomi che sfileranno a piedi. Al termine della sfilata una giuria decreterà il vincitore del premio per il carro più bello. Aspettare vale la pena. Grazie alla donazione di un assegno da 25.000 euro dalle Pink Lioness in Venice, l'ospedale San Giovanni e Paolo potrà dotarsi di uno strumento di ultimissima generazione. Il percorso di presa in carico e di cura delle donne colpite dal tumore al seno diventa così ancor più efficace. Si tratta di un lettore in grado di dialogare attraverso segnali radio con gli aghi, una sorta di minuscole clip che completano il sistema e permette di individuare il linfonodo malato, anche quello che sfugge alla palpazione, di localizzare perfettamente la posizione, la profondità, la distanza dalla pelle in superficie. Consente anche di seguire l'evoluzione del linfonodo verificando la sua risposta alle terapie somministrate. Ed era questa l'ultima notizia da Venezia. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Al termine del TG, come ogni giorno, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo nel dettaglio per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Venezia, per le tue compravendite Venice Immobiliare Cera, agenzia leader. Benvenuti al meteo. Colpo di coda dell'inverno che torna protagonista sul nostro territorio. Si apre una fase con tempo tutto sommato buono, ma clima più freddo. Il dettaglio di domenica 26 febbraio. Sul Veneto nuvolosità irregolare alternata a spazi di sereno, prevarrà comunque il sole. Non si escludono dei deboli piovaschi, specie sulle zone meridionali della regione entro sera. Bora in pianura, su costa e zone limitrofe, limite delle nevicate in abbassamento fino a quote collinari. Temperature in calo, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 7 e 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo irregolarmente nuvoloso con vento sostenuto o forte da nord-est su gran parte della regione. Sul Carso non escluse anche delle deboli nevicate. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 7-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove è previsto bel tempo con annuvolamenti a tratti e con venti settentrionali moderati o localmente anche forti. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 6-8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. A Venezia, per le tue compravendite Venice Immobiliare Cera, agenzia leader.